Sull'imbrattamento della facciata della Basilica del Redentore a Venezia, gli investigatori hanno individuato almeno 3 persone che avrebbero agito poco dopo le 3 di notte. Uno di loro sarebbe un veneziano, ci sarebbe anche uno straniero. Una class action per chiedere i danni dopo essere rimasti per 30 ore fermi con la nave da crociera al porto di Marghera a causa di un guasto tecnico, l'azione dei passeggeri, la motivazione, vacanza rovinata. Incidente lungo la 4 stamane a Grisignano di Zocco, furgone esce di strada e si ribalta più volte, 4 operai feriti, disagi al traffico, bloccato in direzione Venezia. Macchina per la sicurezza operativa a Padova per l'arrivo giovedì del Capo dello Stato in occasione degli 800 anni del Bo. Siamo entrati nel cuore dell'università per capire come si svolgerà la cerimonia. Mancano autisti, l'allarme dell'azienda dei rifiuti Trevigiani Savano, appello per trovare nuovi conducenti dei camion. Nella scelta dei candidati pesano l'orario di lavoro e il costo per la patente C. Giornata contro l'omotransfobia, ancora tante le discriminazioni, soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro. La storia di Laura, ragazza trans trevigiana di 28 anni, l'ho vissuta sulla mia pelle e vogliamo solo lavorare come tutti. Nasce a Belluno, nel quartiere di Cavarzano, un orto sociale per i ragazzi con disabilità, un progetto promosso dal Servizio Integrazione Scolastica e Sociale dell'US 1 Dolomiti. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque lo avete sentito ora dai titoli: sfregio alla Basilica Palladiana del Redentore a Venezia, investigatori sulle tracce di almeno 3 presunti colpevoli. Si stringe il cerchio attorno ai presunti colpevoli autori dello sfregio alla Basilica del Redentore alla Giudecca a Venezia. Almeno 3 i soggetti individuati grazie alle telecamere presenti in città, ma anche grazie a un testimone chiave. Polizia locale Digos sulle tracce del gruppetto, tra cui un veneziano e uno straniero che vive e lavora stabilmente in città. Avrebbero agito tra le 3:15 e le 3:45 della notte tra domenica e lunedì scorso. L'appello ai responsabili da parte del frate superiore custode della Basilica. Costituitevi, dice. Di collaborare con le indagini, insomma, al più presto, fare chiarezza su questo. Direi di costituirsi, penso che sia la cosa che potrebbe essere più adeguata. Si indaga pure sulla natura della scritta, per la quale si sta verificando l'ipotesi di una matrice di stampo terroristico, lasciando aperta anche l'idea di una formula matematica che tanto richiama alla memoria la storia del codice da Vinci. Ipotesi tutte al vaglio degli inquirenti. Quanto alla tesi sul tipo di punizione da infliggere ai colpevoli, Fratinello preferisce parlare di un percorso educativo. Perché possono prendere consapevolezza di quanto è capitato e usare, magari per quelli che hanno idee di fare questo tipo di imbrattamento, oppure anche per i giovani, usare la propria esperienza dove c'è stato questo atto invece per sia un percorso di promozione artistica, un percorso di sensibilizzazione, però ecco, la consapevolezza di quanto è accaduto sarebbe importante per loro. Richiesta di risarcimento danni alla MSC per essere rimasta bloccata per 30 ore al porto Marghera lo scorso aprile a causa di un guasto tecnico. Circa 40 degli oltre 1000 passeggeri che lo scorso 23 aprile si trovavano a bordo della nave MSC Sinfonia, rimasta bloccata per quasi 30 ore a Porto Marghera, si sono rivolti a un'associazione che tutela i consumatori per chiedere un risarcimento danni. Quel giorno la nave avrebbe dovuto salpare alle 16 per una crociera di una settimana con diverse mete, tra cui Grecia e Montenegro, ma a causa di un guasto tecnico è riuscita a ripartire solamente il giorno seguente alle 21. In quelle 30 ore i passeggeri sono quindi rimasti bloccati a Porto Marghera con vista container. Per porre rimedio la compagnia ha offerto una visita a Venezia a cui hanno partecipato circa 500 passeggeri. Per la partenza ritardata ha invece stabilito un risarcimento del 30% sulla spesa totale. I passeggeri della class action però chiedono di più. Un rimborso dei 3/5 della spesa sostenuta per la crociera, oltre a 500 euro a testa per la vacanza rovinata e comunicazione inadeguata. Secondo quanto riferiscono dei passeggeri, alcune mete previste nella crociera sono saltate, quindi non avrebbero potuto visitare né Santorini né Mykonos. Ecco perché chiedono un risarcimento maggiore. La diffida è già stata inoltrata all'MSC. Continuiamo con la cronaca. Incidente stradale in A4 questa mattina, traffico bloccato in direzione Venezia.
È di 4 feriti il bilancio del drammatico incidente avvenuto questa mattina lungo la A4 nei pressi di Grisignano di Zocco in direzione Venezia. Verso le 7:30 un furgone trasporto operai, per causa in corso di accertamento, è letteralmente volato fuori strada, carambolando più volte sul campo agricolo adiacente e finendo la corsa a capovolto. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dall'abitacolo del mezzo e affidarli al personale del SUEM, che immediatamente li ha trasportati all'ospedale di Vicenza per essere medicati. Un ferito più grave è stato immediatamente ricoverato al pronto soccorso. Sul posto la polizia stradale, che oltre ai rilievi del sinistro si è occupata di regolare il traffico molto intenso. Verso le 9 si segnalavano già 8 km di coda. Intasato il casello di uscita di Vicenza Ovest. Sergio Mattarella sarà a Padova giovedì per festeggiare gli 800 anni dell'università. Siamo entrati nel cuore dell'università per capire come si svolgerà la cerimonia. Una Padova blindata si prepara ad accogliere il Presidente della Repubblica il 19 maggio. Una Padova blindata ma anche molto affezionata a Sergio Mattarella, che si può dire sia ormai di casa nella città del Santo. 4 visite dal 2016 e ora per festeggiare gli 800 anni dell'università. Ci sarà un corteo di 50 rettori di atenei italiani e internazionali, come avvenne 100 anni fa, per rendere omaggio all'università in cui insegnò tra gli altri Galileo Galilei. L'idea è di ripercorrere quello che è stato le celebrazioni del 1922, quindi di 100 anni fa. E quindi questo corteo, che partirà giovedì alle 9:45 da Palazzo della Ragione, formato da 80 professori, tra cui più di 50 rettori appunto di università italiane ed estere, più la governance dell'Ateneo con la rettrice. E dopo il corteo una cerimonia suggestiva nell'Aula Magna, che dal 1500 al 1800 divenne sede e aula di lezione della facoltà di giurisprudenza. Qualche minuto prima il presidente Mattarella saluterà la rettrice Daniela Mapelli nel suo studio, poi attraverserà la sala della Basilica, quindi entrerà in Aula Magna. Direi che è un palcoscenico adeguato anche alle personalità che avremo, perché non ci sarà il Presidente della Repubblica, ma ci sarà anche la Presidente del Parlamento Europeo, la Mezzola, ci sarà la Casellati, che è la Presidente del Senato, la Ministra dell'Università, quindi un parterre di autorità veramente unico per l'Università di Padova, anche per la città tutta. Ovviamente la visita vede in parallelo tutto un capitolo organizzativo dedicato alla sicurezza di Sergio Mattarella e degli altri ospiti, dal Presidente del Senato Casellati al Ministro dell'Università Messa, dalla Presidente del Parlamento Europeo Mezzola alla Presidente del Consiglio degli Studenti Ruzzon. Insieme alla rettrice Mapelli, tra l'altro, fanno un totale di 5 donne che si alterneranno dal palco che fu di Galilei. Intanto la Prefettura coordina tutto l'apparato della sicurezza, anche se siamo certi che per Mattarella ci sarà solo tanto affetto da parte dei padovani. Fa discutere in Consiglio regionale l'assunzione di medici neolaureati. L'opposizione ha presentato delle proposte di modifica alla riforma, ma le possibilità che vengono accolte sembrano poche. Un medico specializzando è in grado di operare in un pronto soccorso, di seguire fino a 1200 assistiti come medico di base? La maggioranza in Consiglio regionale sostiene di sì e che quello che si sta andando ad approvare è un provvedimento che andrà a colmare le lacune di personale con laureati in medicina perfettamente in grado di assolvere i compiti che gli saranno chiesti. Quanti specializzandi vi aspettate che arriveranno, per cui quanti assistiti avranno? Questo, quanti specialisti? Noi sappiamo che nel giro di 3 anni ne arriveranno 700 quando finiranno quello che è l'iter. Però con questa norma che andiamo a approvare oggi daremo la possibilità di arrivare a 1200 assistiti anche per gli specializzanti del secondo e il terzo anno. Per l'opposizione invece la riforma avrebbe bisogno di qualche modifica. Quello che diciamo noi è: c'è un'emergenza, sì, in qualche misura bisogna intervenire anche, ma senza strappare quello che diceva, e cioè accompagnare con un tutor i medici tirocinanti che hanno degli assistiti, perché si deciderà questo, oggi è evidente, ci sembra necessario. Fino al 2006 i medici che diventavano medici di base o medici di famiglia non avevano la specialità, quindi gran parte dei medici che oggi sono in servizio come medici di medicina generale non hanno la specialità. Le opposizioni avevano anche chiesto che i provvedimenti arrivati direttamente dalla Giunta avessero più concertazione anche con le categorie interessate, che sono state poi ascoltate dalla Quinta Commissione. L'ipotesi però che alcuni emendamenti delle minoranze possano essere accolti sembra naufragare in un quadro in cui le opinioni si dividono anche sul perché ci sia una carenza di medici.
E sui medici ospedalieri la responsabilità è prima di tutto nazionale, perché lì le borse sono nazionali e la regione può aggiungerne, ma sui medici di medicina generale no, perché sono borse di studio regionali e ci sono regioni che ne hanno messe molto più di noi. Voglio ricordare che la quota delle borse di studio per i medici di medicina generale, quello che compete alla regione sono quote marginali, non sono tutte quote regionali. Ci spostiamo ora nel Trevigiano, mancano autisti, l'allarme di Savno che lancia l'appello per trovare nuovi conducenti di camion. Nella scelta dei candidati pesa l'orario di lavoro e soprattutto il costo per conseguire la patente C. Parliamo di personale autista soprattutto, la professione, e ne mancano nel gruppo più di 12-13 in questo momento. Savno, azienda che gestisce la raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani per 44 comuni della provincia di Treviso, lancia l'allarme sulla mancanza di autisti e raccoglitori, figure fondamentali per garantire la qualità del servizio. Le candidature infatti si contano sulle dita di una mano. Una volta c'era la passione da rincorsa a diventare autisti perché erano così, gli piaceva guidare il camion, adesso non c'è più questa passione e il lavoro non è proprio stressante perché si comincia alle 5 di mattina e si finisce a mezzogiorno. Lo stipendio è 1.600-1.700 più per 14 mesi più un premio di produzione di circa 1.000 euro all'anno. Gli orari di lavoro richiesti sicuramente, ammette il Presidente, spesso frenano le candidature. Forse l'alzarsi troppo presto al mattino, per i giovani abituati dalle mamme a essere chiamati alle 8 di mattina, alle 9, forse bisognerebbe cambiare questo sistema. Ma la causa di questa grave carenza di autisti è da attribuire soprattutto al costo da sostenere per ottenere la patente C e la carta di qualificazione del conducente. Il CQC, certificato del conducente, e che anche questo costa dai 2-3 mila euro, mentre la patente costa 3-4 mila euro, quindi è un costo abbastanza grave. Il governo ha fatto un bando in cui 2.500 euro vengono offerti dal governo, qualche cos'altro potremmo mettere anche noi, però vediamo che non c'è questa spinta a fare sta carriera. Se al momento la situazione dei pensionamenti è ancora gestibile, nei prossimi mesi potrebbe diventare più problematica. Quello che mi preoccupa è il pensionamento delle persone, che ogni anno ci sono 10-12 autisti che se ne vanno. La sostituzione del personale per la pensione ancora non c'è, si manifesterà verso fine anno. Ma Savno non si dà per vinta ed è pronta a sostenere le future candidature. Aiutandoli sulla patente, aiutandoli a prendere il CQC, aiutandoli anche a creare qualche altro a risolvere qualche problema familiare. Dobbiamo trovare qualche sistema. 17 maggio, giornata contro l'omotransfobia, ancora tante le discriminazioni, soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro. Questa è la storia di Laura, ragazza trans trevigiana di 28 anni, l'ho vissuta sulla mia pelle, ci racconta, vogliamo solo lavorare come tutti. L'ho subita, come penso moltissime persone come me, e a volte sono molto sottili come discriminazioni, ma che comunque colpiscono lo stesso molto profondamente. Mi è stato negata l'opportunità di far parte di alcune realtà lavorative proprio a causa ancora del mio nome burocraticamente non cambiato all'anagrafe, e devo dire che sono stati dei brutti momenti, ecco. Non li ha contati nemmeno, ma gli episodi in questi ultimi anni sono stati davvero tanti, troppi. Discriminazioni vere e proprie al momento dell'assunzione, poco prima della firma, quando il datore di lavoro capiva che non c'era corrispondenza tra il nome ancora sul documento d'identità declinato al maschile e l'immagine che si trovava davanti. Mero pregiudizio, nonostante comunque il mio profilo lavorativo andasse bene. Ora Laura, 28 anni, trevigiana, un lavoro ce l'ha, è segretaria in uno studio medico, ma è stata dura, durissima. Nella giornata mondiale contro l'omotransfobia racconta la sua storia, finalmente a lieto fine per lanciare un messaggio. Siamo persone comunque giovani, abbiamo voglia di lavorare, però a causa della nostra situazione, quindi di questa transizione, nessuno è propenso all'assunzione, ad assumerti. Sono molto bravi a parlare bene, però poi alla fine non fanno mai il passo più lungo di quello che è. Laura ha iniziato la sua transizione di genere 2 anni fa, percorso prima psicologico e poi medico. Sono nata una seconda volta, dice, prima di rivolgersi a chi, come lei, è nato in un corpo che sente estraneo. Ai giovani dico di trovare il coraggio, assolutamente, perché ne vale la pena, ne vale sempre la pena trovare il coraggio per essere se stessi. Intanto a Treviso prosegue il Festival Cupido, 10 giorni dedicati ai temi dell'uguaglianza e dei diritti civili.
Nasce a Belluno, nel quartiere di Cavarzano, un orto sociale per i ragazzi con disabilità. Il progetto si chiama GEOD, Gruppo Educativo Orientamento Disabili, ed è promosso dal Servizio Integrazione Scolastica e Sociale dell'US 1 Dolomiti. Metti la piantina. Perfetto. Adesso la copri. Fare l'orto, curarlo e raccoglierne i frutti, una metafora della vita applicata nell'attività didattica costruita su misura per le persone con disabilità del gruppo GEOD, promosso dal Servizio Integrazione Scolastica e Sociale dell'ULS 1 Dolomiti. Un'iniziativa unica nel suo genere che in questi giorni sta prendendo forma all'orto sociale nel quartiere di Cavarzano a Belluno. È una bellissima iniziativa, è nata in un momento particolare dove la pandemia ha bloccato la possibilità di sperimentarsi in tanti contesti. Questo contesto aperto ha ampliato delle opportunità per loro. Un'esperienza inclusiva, motivante, a stretto contatto con la natura, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle capacità mentali, emotive, relazionali e fisiche dei ragazzi. E molti di questi ragazzi hanno delle difficoltà su un piano metacognitivo e hanno bisogno di passare su esperienze concrete e di vedere giorno dopo giorno che cosa succede, e Madre Natura ci offre proprio un'opportunità di crescita in questo senso. Un progetto di rete che ha coinvolto anche il Comune di Belluno, che ha concesso il terreno in via Trois, l'agrario di Feltre e il mondo del volontariato. Questa mattina nel piccolo appezzamento di terreno un gruppo di ragazze e ragazzi hanno messo a dimora le piantine di ortaggi e di erbe aromatiche e nei loro occhi la gioia. Io direi che puoi sistemare la piantina, sai Eugene? Vado? E poi la ricopri. Riuscire a vedere nel breve tempo permette di essere gratificati, perché una delle attività è in quello di crescere la loro autostima. Di solito sono sempre gli altri che si occupano di loro, in questo caso sono loro che si occupano di qualcos'altro. Un'iniziativa che consente di coltivare diverse abilità e di riprendere il ritmo delle relazioni che la pandemia ha bruscamente interrotto. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Prosegue l'egemonia dell'anticiclone africano con caldo estivo ma anche con alcuni acquazzoni. Vediamo il dettaglio di mercoledì 18 maggio. Sul Veneto sarà piuttosto soleggiato, qualche addensamento nel pomeriggio sulle zone montane e pedemontane dove potrebbero svilupparsi degli occasionali temporali, in locale sconfinamento anche alle pianure limitrofe. Temperature minime tra 11 e 18 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 31 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo, possibilità di qualche isolato rovescio in montagna nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime sui 27-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole ovunque al mattino, a seguire però non si escludono dei temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.